La giornalista maltese assassinata per il suo lavoro. Esempio di impegno civico per tutti, così il capo dello Stato Mattarella ricorda Pio La Torre, deputata e segretario regionale del PC, e il suo autista Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 40 anni fa. Concetti espressi anche dai presidenti delle Camere Casellati e Fico. Questa mattina a Palermo la commemorazione, come ci racconta Roberta Ferrari. Il silenzio, il rispetto, qui dove 40 anni fa la mafia uccideva Pio La Torre e il suo collaboratore Rosario Di Salvo. Ci sono decine di giovani in strada, ci sono i rappresentanti delle istituzioni a ricordare il segretario regionale del Partito Comunista Siciliano. Era il 30 aprile 1982, l'agguato dei sicari in questa strettoia di Palermo. Pio La Torre è stato il padre della legge che ha introdotto il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni ai boss, una battaglia rivoluzionaria contro i clan. 40 anni fa questo paese negava l'esistenza della mafia, 40 anni dopo questo è il paese dell'antimafia. Credo che ognuno ha fatto la sua parte, certo la storia non finisce qui, lo sappiamo bene, ma si sono fatti degli straordinari passi in avanti. Un uomo che ha messo sempre la politica al servizio degli altri, un uomo diventato un simbolo. Una persona che nasce di umili origini, che si riscatta grazie alla politica e riscatta i più deboli grazie alla politica. Il suo impegno, la sua passione è sempre stata finalizzata a quello, quindi una politica non di quelli che ce la fanno, che si sistemano le cose tra di loro, ma una politica per quelli che non ce la fanno. Impegno e passione per ispirare la politica e le nuove generazioni, i ragazzi delle scuole che sono cresciuti con le idee di Pio La Torre. Si riapre dopo 47 anni il caso di Cristina Mazzotti, la 18enne sequestrata e uccisa da banditi legati all''ndrangheta.